Il coronavirus non ferma il Casinò di Venezia, rimasto aperto non senza polemiche in questi giorni di emergenza anche per Venezia, dove il comune, in base all'ordinanza, ha sospeso il carnevale come l'attività dei musei comunali, della Fondazione Muve, dei teatri Fenice, Malibra, Antoniolo, Momo, delle ludoteche e delle biblioteche comunali, i servizi educativi e dell'infanzia e tutte le scuole. Giocare, affacciati sul Canal Grande, sarà però più sicuro dopo la sanificazione delle strutture della Casa da gioco comunale veneziana, che con un'abile mossa di marketing ha diffuso un video che mostra le procedure di sanificazione di giochi, arredi e slot. L'afflusso dei giocatori è senz'altro più basso del solito, soprattutto nella sede di Canoghera, di solito appunto punto di riferimento per gli amanti del gioco cinesi. Tra detergenti per mani e disinfettanti non si rinuncia quindi al brivido della roulette, mentre anche il personale è stato autorizzato a lavorare con guanti e mascherine. D'altra parte, sorridendo, si potrebbe dire che la fortuna è cieca.